Ecco, siamo sempre nell'azienda Luxardo e siamo in un'altra parcella, un altro campo, parcella, più che parcella, svariati ettari, e siamo in mezzo a una varietà bellissima che è il Sonatine. Anche in questo caso abbiamo una varietà sanissima, come potete ben vedere, anche perché abbiamo usato prodotti interessanti e ad hoc proprio per queste varietà in particolar modo. E io volevo far presente che abbiamo usato Zipper Trio come diserbo di Corteva, assieme a Stimuter, il fungicida Blaze Ultra, e dopo, assieme anche agli altri fungicidi che abbiamo fatto dopo, per esempio abbiamo usato il Quest RT, sempre di Corteva, e in fase finale sulla spiga abbiamo usato lo strale di Diachem. Anche in questo caso abbiamo una varietà stupenda, ripeto, varietà sana, sanissima, una spiga molto promettente, e tra l'altro non c'è una pianta a terra, anche se è, come lo vedete, abbastanza concentrato l'investimento, perché l'azienda giustamente si porta sempre a un certo investimento a livello varietale, sulle varietà. In questo caso, essendo una varietà investita giustamente nel modo giusto, come dicevo prima, ma non c'è una pianta a terra, e anche qui abbiamo avuto sia vento che pioggia. Quindi l'assicurazione ti sarà grato, Roberto. Bene, a questo punto io darei la parola alla Vittoria, che inizierà a parlarci del Zipper Trio, per arrivare ai vari fungicidi suoi. Prego. Anche in questo caso è stato fatto Zipper Trio, quindi il nuovo prodotto di Casa Corteva a base di Arilex, ottimo fungicida per foglie larghe, abbinato con Florasulam e Pyroxulam, quindi un prodotto estremamente completo, perché vedete il controllo è ottimo sia nei confronti di tutte le foglie larghe, e parlo anche del papavero, quello particolarmente aggressivo, e di un ampio spettro di graminacee. Per passare poi a quella che è la difesa fungicida, qui la difesa fungicida è stata fatta con la nostra punta di diamante, un prodotto a base di Inatrec Active, la molecola che abbiamo lanciato 2 anni fa, abbinata in questo caso a tetraconazolo. Stiamo parlando di Quest RT, quindi un copac che è stato il primo a essere lanciato a base di Inatrec Active, e abbiamo anche altri prodotti a base di Inatrec Active, tra cui anche Univoc, e sicuramente il punto di forza di questa molecola di Inatrec Active è la sua elevata attività nei confronti delle malattie fogliari, quindi parlo di septoria, parlo di ruggini, e ovviamente nel caso in cui si faccia riferimento a prodotto invece col proteoconazolo, anche target fusario. Un altro dei punti forza delle formulazioni a base di Inatrec Active, tra cui Quest RT, è la formulazione, perché andiamo con IQ4, che ottimizza quello che è l'assorbimento e la distribuzione del prodotto per andare a massimizzare la protezione della foglia. Grazie, molto, molto esaustiva. Io volevo anche in chiusura ringraziare l'azienda agricola nella persona del proprietario Luxardo, Filippo, l'amico Roberto, che è quello che, ripeto, per l'ennesima volta è anche l'autore di questi bellissimi impianti che abbiamo. Secondo me siamo di fronte, non so se qualcheduno mi può confutare, ma siamo di fronte alle più belle varietà, non solo a livello nazionale, ma dell'areale sicuramente. Qui ci attendiamo una produzione eccellente e sarò ben curioso di capire quanto produrremo. Quindi io, Filippo, volevo ringraziarti per la tua ospitalità. Grazie Arnaldo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te. E vedremo tra un mesetto, dai. Sì, bravo. I frutti di tutto questo lavoro.